Gentili amici appassionati, un cordiale saluto a Claudio Costanzo. Si torna al Gardesport di Mili Marina per la 15ª giornata del campionato di allievi regionali, che vedeva di fronte Messina Social School e Ecite Reale, padroni di casa di mister Ardizzone, che sono reduci da 2 sconfitte, entrambe per 4-1, l'ultima maturata al Nicola Bonanno e l'Annunziata contro la Messana. Ospiti della Cireale invece a quota 23 punti in classifica, 4 sugli avversari odierni, reduci dalla vittoria per 6-0 casalinga contro lo Sporting Taormina. Passando a elencarvi i giocatori che si sono affrontati in campo, troviamo per i padroni di casa della Messina Social School Schepis, Ceraulo, Napoli, Filoni, Daleo, Risitano, Ioli, Denaro, D'Arrigo, Magazzu e Lombardo. Risponde la Cireale con Dragotto, Trovato, Blatti, Cantone, Lavalle, Bella, Bottino, De Luca, Farò, Falcone e Aleo. Possiamo passare a raccontarvi quanto accaduto sul rettangolo verde. Il primo possesso della Cireale, completo granata, maglia bianca con inserti giallo-rosso per i ragazzi del Messina Social School, che dopo pochi minuti sono già costretti a un cambio, e infatti Roberti a prendere il posto dell'infortunato Lombardo, quando però la Cireale riesce a passare in vantaggio. Lo sfortunata deviazione è di Daleo, che trafigge il portiere Schepis per il vantaggio della formazione ospite, che continua però ad attaccare soprattutto dal binario mancino, trovando di lì a poco il gol del 2-0. Questa volta porta la firma di Roberto Faraone, classe 2001, è bravo a calamitare questo pallone vagante e trasformarlo in gol, sempre dalla fascia sinistra. I pericoli maggiori questa volta a portare avanti la palla è Dario Blatti, e attento Schepis a rifugiarsi in corner. Passa un'abbondante mezz'ora per la Social per farsi vedere in avanti con questo tentativo di Giacomo D'Arrigo. Il suo mancino però termina largo, prova a seguire anche il numero 10 Antonino Magazzu, ma riesce ad opporsi il giovane portiere Dragotto. Sarà questa l'ultima emozione del primo tempo, che termina col doppio vantaggio della Cireale. All'autogol di Daleo succeduto il gol di Roberto Faraone per il 2-0 della formazione acese, che continua ad attaccare fino a trovare il gol del triplo vantaggio, e questa volta porta la firma di Rosario Aleo, classe 2001. È bravo e attento ad arrivare prima di tutti su questa corta respinta della difesa avversaria e scagliare il mancino, che finisce alle spalle di Schepis. Il secondo cambio vede Scandurra prendere il posto di Magazzu, a seguire anche Daleo lascia il posto a un compagno, quando la Cireale però non cessa di attaccare. Questa volta getta alle ortighe una buona occasione, sempre con il numero 10 Faraone. Ci sarà tempo anche per una bella parata di Schepis, che si esibisce in questo volo plastico e riesce a rispedire al mittente i tentativi avversari. Continua ad attaccare questa volta dal binario destro. Il tentativo di Francesco Bottino è sballato e termina abbondantemente alto. Staffetta tra i pali per mister Ardizzone, con Marco Cassi che prende il posto di Gabriele Schepis, e proprio il neoentrato che si esibirà in una buona parata a neutralizzare il tentativo di un giocatore acese. Non accadrà molto altro nel rettangolo verde, solo il triplice fischio del direttore di gara a sancire la fine delle controversie. Termina 0-3 al Gardesport di Mili Marina, e allora anche per quest'oggi a Claudio Costanzo non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo servizio.